Buongiorno a tutti, ai fratelli in sala, ai nostri ospiti, agli amici che ci seguono da casa. Grazie a tutti per essere insieme a noi questa mattina e volevo darvi il benvenuto con un versetto dal Salmo 104, il versetto 1. Anima mia, benedici il Signore. Signore mio Dio, tu sei veramente grande, sei vestito di splendore e di maestà. Benedici il Signore, anima mia, loda il suo santo nome. Con tutto il mio cuore canterò, per sempre ti adorerò. Vi invito insieme a cantare questo canto per cominciare questo nostro culto per adorare il Signore. Cantate insieme anche voi da casa, sei invitato anche tu a unirti a noi. Grazie per esserci e se hai voglia, se ti fa piacere, puoi venire in sala a trovarci. Siamo ben lieti di avere tutti qua insieme a noi. Cantiamo insieme. Loda il suo santo nome.
Quante ragioni per lodare il Signore, quante ragioni per benedire il Signore. Diceva questo canto: il giorno in cui non avrò più forza e il tempo mio qua giù finirà, la mia anima continuerà a lodarti per 1000 anni e per l'eternità. La nostra speranza, la nostra certezza si fondano nel Signore, per questo vogliamo lodarlo e benedirlo. Grazie, caro Padre, per la certezza che ci dai, Signore, dell'eternità. Grazie perché tu sei andato a preparare un luogo e ci hai promesso che tornerai per accogliere i tuoi, per accogliere il tuo popolo. Signore, grazie con tutto il cuore per l'amore che hai dimostrato per ognuno di noi. Grazie per il prezzo pagato su quella croce. Grazie per aver inchiodato il mio peccato, il nostro peccato e il peccato di tutti coloro, Signore, che accettano questo dono di grazia e ti ricevono come Signore e Salvatore. Benedici questo tempo insieme, Signore, benedici la tua parola, benedici l'adorazione e il culto che possa essere a te gradito. Amen. Abbiamo un Dio grande, un Dio misericordioso, lento all'ira, di gran bontà. Recitava anche questo canto che abbiamo cantato. Salmo 113, versetti 4 e 6. Il Signore è superiore a tutte le nazioni e la sua gloria è al di sopra dei cieli. Chi è simile al Signore, al nostro Dio, che siede sul trono in alto, che si abbassa a guardare nei cieli e sulla terra? Chi è più grande del nostro Dio? Nessuno è più grande del nostro Dio, perché non c'è nessun altro Dio. C'è il solo Dio vivente e vero, il creatore dei cieli e della terra, l'Eterno, quello che si è rivelato nelle pagine di questo libro. Perciò vogliamo continuare a lodarlo, a benedirlo. Salmo 111, versetti da 2 a 5. Grandi sono le opere del Signore, le sue opere sono splendide e magnifiche, e la sua giustizia dura in eterno. Ha lasciato il ricordo dei suoi prodigi. Il Signore è pietoso e misericordioso. Egli dà cibo a quanti lo temono e si ricorda in eterno del suo patto. Davanti a un Dio così non possiamo far altro che inginocchiarci, adorarlo, benedirlo, ringraziarlo per la sua gran bontà, per la sua grandezza, per la sua giustizia, per ciò che Lui è, il nostro Dio. E vogliamo cantare in piedi questo canto che dice: per adorarti.
quando vedo la tua santità, quando ammiro la tua beltà, quel che intorno a me diventa ombra nella luce tua. Questo canto diceva che la vera ragione per cui viviamo, per cui esistiamo, è per adorare il Signore. E invito i fratelli a pregare insieme come comunità, come popolo di Dio. Preghiamo insieme per continuare l'adorazione e invitiamo anche tu che sei a casa a pregare insieme a noi. Preghiamo insieme per adorare questo grande Dio che è il nostro Dio. Prego. Signore, questa mattina siamo all'ombra della luce tua. In questa ombra c'è un refrigerio, c'è acqua, c'è calma, Signore. Quella calma che il nostro cuore necessita. Questa mattina ti adoriamo perché questa calma, questa shalom, l'hai messa tu nella grazia del Signore Gesù, che ha cambiato le nostre vite, e nel ravvedimento abbiamo potuto anche sperimentare una controtendenza, invertire la rotta, avere altre priorità, altri scopi. Per questa ragione noi esistiamo e siamo, Signore, solo in te. Questa mattina, nella gioia che possiamo sperimentare come figli, ci avviciniamo a te, siamo alla tua presenza e ti ringraziamo soprattutto nel nome di Gesù. Amen. Amen. I miei testimoni siete voi, dice il Signore, voi e il mio servo che ho scelto affinché voi lo sappiate, ma crediate e riconosciate che io sono. Isaia capitolo 43. Signore, con questi versetti vogliamo dirti che noi vorremmo impegnarci ad essere tuoi testimoni. Io mi impegno, Signore, a essere tuo testimone e a lodare e a benedire il servo che tu hai scelto, Gesù Cristo, affinché molti possano conoscere che Gesù Cristo è Lui che va riconosciuto, affinché chiunque crede in Lui possa avere la vita eterna, Signore. Signore, tu hai detto prima di me nessun Dio fu formato e dopo di me non ve ne sarà nessuno. Io sono il Signore e fuori di me non c'è Salvatore. Signore, noi ti lodiamo perché Gesù Cristo, che non è fuori di te, ma che è dentro te, è il nostro Salvatore, Signore. È il Salvatore dell'umanità, Signore. Noi ti adoriamo per questo, Signore, ti benediciamo. Amen. Amen. Sì, Signore, grazie perché sei un Dio vero, un Dio misericordioso e tu continui sempre a benedire i tuoi figli, Padre. Facci sentire costantemente dei tuoi discepoli, facci sentire che tu stai usandoci, Signore, per poter portare altra gente a te, Padre Santo, che noi possiamo essere quel seme che possa far crescere nel cuore alle persone un albero così grande, così forte, come una quercia millenaria che non potrà mai andarne via più. Signore, noi ti amiamo, ti ringraziamo perché la tua misericordia è infinita. Tutto quello che abbiamo fatto tu lo hai dimenticato. Noi ti ringraziamo costantemente perché veramente con la tua serenità nel nostro cuore possiamo vincere qualsiasi cosa. Abbiamo già vinto il mondo con te. Padre, nel nome tuo noi vogliamo lodarti e ringraziarti davanti a Dio Gesù Cristo. Amen. Amen. Alleluia, alleluia, sei l'alfa e l'omega, il principio e la fine. Signore, grazie Signore, anche per quel canto che abbiamo cantato, la ragione per cui vivo per adorarti, Signore. Metti nel nostro cuore questo desiderio, Signore,
Segnasi ad essere discepoli più zelanti. Signore, vogliamo seguirti con più zelo, così come quando all'inizio ci siamo battezzati al primo amore, Signore, eravamo molto zelanti e a volte, Signore, si spegne, Signore, questa volontà di seguirti, ma tu ci hai salvati anche per questo, anche se a volte sbagliamo, anche se a volte ci allontaniamo, anche se a volte facciamo le cose solo per ragione umana, Signore, ma vogliamo, Signore, farci guidare dal tuo Spirito, Signore, e vogliamo ringraziarti perché la sala oggi è piena, alleluia. Grazie per tutti i credenti e gli ospiti che sono in sala, Signore, benedici la loro vita, benedici la vita di quelli che sono a casa in diretta e ci stanno seguendo, Signore. Grazie, Signore, perché ogni parola che sia profanata oggi è fatta nel tuo santo nome, Signore, perché noi, Signore, vogliamo imparare a vivere per te, vogliamo imparare a fare ogni cosa per te, Signore. Alleluia, gloria al tuo santo nome, nel nome potente di Gesù nostro Re. Amen. Amen. Egli dà cibo a quanti lo temono e ricorda in eterno del suo patto. Signore, grazie perché abbiamo il privilegio di avere le dispense piene di cibo, Signore. Mentre ci sono altri fratelli che ne hanno meno, ma ti ringraziano ugualmente perché, come dicevamo in settimana, non di cibo soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che viene da te, Signore. E non avendone riescono a onorarti, Signore, anche con questo, Signore. Io voglio ringraziarti perché tu ti sei ricordato del tuo patto, Signore, e non delle nostre vite che a volte, Signore, tu sai, potrebbero non onorarti, Signore, ma grazie che ci offri in Gesù Cristo la via della riconciliazione, che sia oggi rinnovato il tuo patto, Signore, con te, Signore, che le nostre vite siano consacrate all'ode tua, Signore. Per questo io ti lodo e ti ringrazio nel nome di Gesù. Amen. Grazie Padre, grazie per chi tu sei, grazie per la tua fedeltà, per il tuo amore infinito, grazie per la tua bontà, grazie per che sei il Signore, sei il Salvatore, sei il nostro Redentore e perciò ricevi la nostra lode questa mattina che vuole elevare, Signore, ad innalzare e glorificare te. Grazie per ogni cosa nel nome di Gesù. Amen. Amen. Salmo 84. O quanto sono amabili le tue dimore, o Signore degli eserciti. L'anima mia langue e vien meno, sospirando i cortili del Signore. Il mio cuore e la mia carne mandano grida di gioia al Dio vivente. Anche il passero si trova una casa e la rondine un nido dove posare i suoi piccini. I tuoi altari, o Signore degli eserciti, Re mio, Dio mio, beati quelli che abitano nella tua casa e ti lodano sempre. Beati quelli che trovano in te la loro forza, che hanno a cuore le vie del santuario. Quando attraversano la valle di Baca, essi la trasformano in luogo di fonti e la pioggia d'autunno la ricopre di benedizioni. Lungo il cammino aumenta la loro forza e compaiono infine davanti a Dio in Sion. Beati o quanto sono amabili, dice questo canto, le tue dimore. Dov'è che dimora il Signore? Il Signore nel vecchio patto dimorava nel Tempio, dimorava nel tabernacolo, ma oggi attraverso il suo Figlio dimora in noi, nello Spirito che ci ha donato. C'è un desiderio, dice l'anima mia, al versetto 2, langue e vien meno, sospirando i cortili del Signore. Il mio cuore e la mia carne mandano grida di gioia al Dio vivente. Non solo il cuore, i pensieri, i sentimenti, tutto quello che abbiamo, tutto quello che siamo, appartengono al Signore, tutto manda grida di gioia, dice questo canto. E beati quelli
che hanno a cuore di andare alla casa del Signore. Il popolo di Israele faceva lunghi cammini per arrivare a Gerusalemme, dove era il Tempio, proprio per adorare il Signore, e c'erano delle festività stabilite in cui andavano, e però c'era questo desiderio di andare, di trovarsi insieme e di entrare in questi cortili, di andare alla presenza del Signore. Oggi abbiamo il privilegio di essere già alla presenza grazie a Cristo, quindi perché il Dio è un Dio vivente, comunque, un Dio vivente e un Dio vero, e in Lui possiamo trovare forza. Beati quelli che trovano forza, la loro forza in te, e che hanno a cuore le vie del santuario, dice, perché questa forza non viene meno neanche quando ci troviamo nelle difficoltà, perché il Signore soccorre, il Signore c'è accanto, il Signore è sempre accanto a noi. Quindi possiamo guardare al futuro con ottimismo, perché sappiamo che anche se dovremo attraversare delle difficoltà, il Signore è sempre accanto a noi. Perché il nostro Dio è vivente, possiamo guardare quindi con ottimismo. E volevo fare questo canto prima di passare la parola al fratello Davide per portarci il messaggio che il Signore gli ha messo nel cuore questa mattina. È proprio questo canto che dice: perché egli vive io affronterò il domani, perché egli vive io sono certo di dove vado, io so dove vado perché il Signore ce lo ha rivelato nella sua parola, e abbiamo la certezza di lodarlo per l'eternità, come diceva anche il canto di prima. Perciò cantiamo insieme questo canto e dopo la parola al fratello Davide. La parola al fratello Davide. Dio ti benedica, Davide, e ti guidi. È sempre una gioia, un piacere enorme tornare a Udine, ormai dove ho passato 19 anni della mia vita, prima a Ferret, poi a Tresesi, di rivedere tante facce, rivivere tante esperienze. Oggi farò una cosa ben diversa del normale, che normalmente non lo faccio, almeno quando predico, però userò il PowerPoint per tutto il messaggio. Delle volte uso PowerPoint, però non per tutto il messaggio. Invece questa volta sì, perché oggi vorrei predicare, diciamo, di una lettera scritta da Gesù e messo, diciamo, giù dall'Apostolo Giovanni, però era un messaggio di Gesù, una lettera di Gesù alla chiesa di Pergamo. Lui ha scritto nel capitolo 2 e capitolo 3 di Apocalisse
7 lettere alle 7 chiese. E quella che puoi mettere sul primo, il primo dove dice Apocalisse, sul primo. Ok? Bene, diciamo noi stiamo proprio per vedere, sposterò io diciamo le cose, ok? E prima farò un piccolo riassunto, un piccolo, come si dice, introduzione all'Apocalisse, e poi andremo a vedere la lettera. E vedrete, guardate più alle diapositive, perché lì proprio il messaggio, e io leggerò diciamo il messaggio proprio dallo schermo. Ok, bene, il libro di Apocalisse è l'ultimo libro della Bibbia, come voi sapete. In più è stato scritto dall'Apostolo Giovanni attorno a fra 95 e 96 dopo Cristo, circa 60 anni, 65 anni dopo la crocifissione. Poi l'Apostolo Giovanni l'ha scritto dall'isola di Patmos, un'isola vicino alla costa di Asia Minore, oggigiorno sembra in Turchia, un'isola penitenziaria dedicata all'uso penale per le persone che le autorità romane hanno giudicato dannose alla società. E l'Apostolo Giovanni è stato mandato là in esilio a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Ecco l'isola di Patmo oggi. Dove si trova? Vedi, diciamo, questa è Turchia oggi, o Asia Minore in quel punto. Quella lì, quella piccola puntino, diciamo, sulla sinistra, in giù, e quella è Patmo. È scritto alle 7 chiese che sono in Asia. Diciamo ad Efeso, Smirna, Pergamo, poi Tiatiri, diciamo Sardi, Filadelfia e poi Laodicea. Le 7 chiese che sono in Asia rappresentano la Chiesa in tutta la sua pienezza, nella sua totalità, cioè la Chiesa universale in tutti i secoli. Cioè il messaggio, ovviamente, di queste 7 chiese è attuale per noi, cioè per tutte le chiese, in ogni età. Ok? L'Apocalisse è la rivelazione di Gesù Cristo che Dio ha dato a Lui per mostrare ai servitori di Dio le cose che devono avvenire nel futuro, come dice in capitolo 1. Apocalisse 1.1 proprio dice proprio questo, rivelazione di Gesù Cristo, che Dio gli diede per mostrare ai suoi servi le cose che devono avvenire tra breve. Ed egli ha fatto conoscere, mandando il suo angelo al suo servo Giovanni, cioè da Dio Padre a Gesù Cristo, al suo angelo, poi al suo angelo, all'Apostolo Giovanni, poi ai suoi servi, a noi. E Dio considera l'argomento super importante per noi, così importante che egli ha dedicato 22 capitoli per spiegarcele le cose. Apocalisse è una serie di visioni separate, ma la chiave per comprendere la divisione del libro di Apocalisse si trova in capitolo 1, versetto 19, dove è scritto, Gesù dice a Giovanni, scrive dunque le cose che hai viste. Quali cose? Quelle che sono e poi quelle che devono avvenire in seguito. Capitolo 2 e capitolo 3 parlano di quelle cose che sono, ma da capitolo 4 in poi, fino alla fine di capitolo 22, il libro descrive quelle cose che devono avvenire in seguito, cioè in futuro. Le cose che sono, capitolo 2 e 3. E poi, dal versetto 1 di capitolo 4, dopo queste cose vidi una porta aperta in cielo. E la prima voce che mi aveva già parlato, come uno squillo di tromba, era Gesù stesso, mi disse, sali qua su e ti mostrerò le cose che devono avvenire in seguito. Allora da capitolo 4 fino a capitolo 22, le cose del futuro. Varie visioni, diciamo le cose che devono avvenire in futuro.
un po' all'inizio, dove c'era attuale dopo Cristo, 95-96, le 7 chiese, e poi l'ultime, da capitolo 4 fino a 22, le cose del futuro. Secondo il capitolo 1, versetto 9, Giovanni ormai era un uomo vecchio, più vecchio di me. Io sono già vecchio, ma fra 80 e 90 anni stava in esilio sull'isola di Patmo. E lì, sull'isola di Patmo, secondo le sue parole, capitolo 1, versetto 10, fu rapito dallo Spirito nel giorno del Signore, cioè la domenica, come stamattina. E secondo la sua testimonianza, e udì dietro a me una voce potente, come il suono di una tromba, che mi diceva: quello che vedi nelle visioni, scrivilo in un libro e mandalo alle 7 chiese, cioè ad Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatiri, a Sardi, Filadelfia e a Laodicea. E Giovanni si voltò per vedere chi gli stava parlando, e quando fu voltato vide 7 candelabri d'oro, e poi in mezzo a 7 candelabri uno simile a un figlio di uomo. Ovviamente il figlio di uomo sarebbe Cristo, in mezzo alle 7 candelabri. E poi dice: quello che vedi, scrivilo in un libro, mandalo alle 7 chiese, ad Efeso, Smirne, Pergamo, Tiatiri, Sardi, Filadelfia e Laodicea. E lì Gesù dice a Giovanni, versetto 19 che abbiamo visto prima: scrivi dunque le cose che hai viste, le cose che sono e le cose che devono avvenire in seguito, in futuro. E poi lui manda queste lettere alle 7 chiese, candelabri o 7 chiese. Capitolo 2 e capitolo 3 descrivono quelle cose che sono, cioè quelle cose che erano attuali nella vita di quelle 7 chiese che esistevano in Asia Minore alla fine del primo secolo d.C. Insieme compongono la prima visione del libro, la visione delle 7 chiese. La visione delle 7 chiese ormai è formata da 7 brevi lettere scritte o dettate, se vogliamo dire, da Gesù e mandate a 7 chiese in Asia Minore. Ma a chi doveva scrivere in queste 7 chiese? A chi doveva indirizzare la lettera? Dice in capitolo 2, versetto 1, all'angelo della chiesa di Efeso, poi all'angelo della chiesa di Smirne, all'angelo della chiesa di Pergamo e tutti gli altri. All'angelo, strano, la parola angelo, usato qui nella lingua originale, in greco, è la parola angelos, che vuol dire messaggero. E chi era il messaggero presente in quelle chiese? Se io dovessi dire chi è il messaggero presente in questa chiesa, sarebbero gli anziani o il pastore. Era il pastore o uno degli anziani della chiesa che, quando avrà ricevuto la lettera, avrà comunicato il messaggio alla chiesa. La prima lettera è scritta e indirizzata al pastore della chiesa ad Efeso, la seconda al pastore della chiesa di Smirne, la terza al pastore della chiesa a Pergamo, e così via. Diciamo a Tiatiri, Sardi, Filadelfia, Laodicea, ai pastori. In tutte le lettere troviamo i seguenti 6 o 7 elementi particolari, ok? Ci sono quelle, prima una identificazione dell'autore. Gesù dice qualcosa di se stesso, adoperando una descrizione di alcuni aspetti del suo carattere. Poi un riconoscimento o apprezzamento dei pregi e delle qualità della Chiesa. E poi un rimprovero in riguardo alle mancanze o ai difetti della Chiesa. Poi un'esortazione al ravvedimento, poi un avvertimento, un invito ad ascoltare e a riflettere, e poi una promessa alla fine. Ma non tutte le lettere hanno necessariamente tutti e 7 dei vari elementi presenti. Per esempio,
5 su 7 delle lettere troviamo un rimprovero dalla parte di Gesù, ma in 2 lettere non c'è nessun rimprovero, menzionato almeno. Non vuol dire che quelle 2 chiese erano senza difetti o erano perfetti, no. Ma per qualche motivo Gesù ha optato a non rimproverarle. Stamattina vogliamo esaminare una di queste 7 lettere, la terza lettera, quella scritta al pastore della chiesa a Pergamo. Bene, vogliamo leggere la lettera insieme che troviamo in capitolo 2, versetti 12 a 17. Allora, all'angelo della chiesa di Pergamo, scrivi, queste cose dice colui che ha la spada affilata a 2 tagli. Io so dove tu abiti, cioè là dov'è il trono di Satana. Tuttavia, tu rimani fedele al mio nome e non hai rinnegato la fede in me, neppure al tempo in cui Antipa, il mio fedele testimone, fu ucciso fra voi, là dove Satana abita. Non so. Vieni bloccato in qualche modo. Ecco. Ma ho qualcosa contro di te. Hai alcuni che professano la dottrina di Balaam, il quale insegnava a Balak il modo di far cadere i figli di Israele, inducendoli a mangiare carni sacrificate agli idoli e a fornicare. E così anche tu hai alcuni che professano similmente la dottrina dei Nicolaiti. Ravvediti dunque, altrimenti fra poco verrò da te e combatterò contro di loro con la spada della mia bocca. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò della manna nascosta, una pietruzza bianca sulla quale è scritto un nome nuovo che nessuno conosce, se non colui che lo riceve. Cosa sappiamo di Pergamo? Gli storici, vediamo se il signor Sutto, un storico, sa queste cose. Vediamo, scopriamo. Gli storici ci dicono che Pergamo era la città più famosa, più importante in Asia Minore, Turchia di oggi. In 282 avanti Cristo è diventata la capitale del regno Seleuco, uno dei 4 generali sotto Alessandro il Magno. Una parte dell'impero greco. Era costruita su una alta collina. Pergamo era un centro di cultura, famosa per la sua biblioteca enorme, con oltre 200.000 rotoli di pergamena. Soltanto Alessandria in Egitto aveva una biblioteca più grande. Infatti la parola pergamena viene dalla città di Pergamo, dove è stata inventata. Pergamo era anche un centro religioso. Lì c'era la più grande altare del mondo, fatto a Zeus, ed era più di 13 metri in altezza. La città era particolarmente collegata con l'adorazione di Asclepio. I nostri medici e infermieri dovrebbero sapere questo. Il dio di Pergameno, il cosiddetto dio della guarigione, della medicina, con il simbolo del serpente, quello viene proprio da Pergamo. Il dio di Pergamo, Asclepio.
Pergamo era anche il centro dell'adorazione dell'imperatore romano per tutta la provincia. Quando una persona veniva chiesto di chiamare Cesare o Signore o Dio, se dovesse rifiutare di farlo, sarebbe esposto alla pena di morte, e subito. Ovviamente questo culto all'imperatore rendeva la vita del cristiano molto difficile per i credenti a Pergamo. Antipa, non riesco a vedere bene, diciamo, potrei provare. Richiede, vai nella macchina e prendimi gli altri occhiali, diciamo. Lì con quelli potrei leggere da più lontano. Okay. Sono proprio lì. Allora, nel frattempo, Antipa, un credente della chiesa a Pergamo, e forse una volta il pastore, è stato ucciso, probabilmente per questo motivo, che egli rifiutava a chiamare Cesare il suo Signore o il suo Dio. Antipa riconosceva solo Gesù come Signore nella sua vita. Non è per niente che Gesù dice di Pergamo che è il posto dov'è il trono di Satana. Adesso consideriamo per un momento come Gesù si presenta se stesso alla Chiesa a Pergamo. Guardiamo il carattere di Gesù. In versetto 2:12 dice: all'angelo della Chiesa di Pergamo scrivi: queste cose dici colui che ha la spada affilata a 2 tagli. Ma che cosa vuol dire questo? Nell'impero romano i governatori romani erano divisi in 2 categorie. Quelli che avevano il cosiddetto ius gladi, il diritto della spada, e quelli che non avevano questo diritto. Quelli che avevano il diritto della spada possedevano il potere della vita o della morte su una persona. Su loro parola, sì o no. Uno poteva essere messo a morte immediatamente. Umanamente parlando, il proconsole, che aveva il suo ufficio centrale a Pergamo, aveva il diritto della spada, il ius gladi, e qualunque momento poteva usarlo contro qualunque cristiano, qualunque credente che negava che Cesare è il Signore o Dio. Adesso torniamo alla presentazione di Gesù al pastore della chiesa di Pergamo. Queste cose dice colui che ha cosa? La spada affilata a 2 tagli. Con questa presentazione di se stesso, Gesù stava dicendo: il diritto della spada, il potere della vita e della morte è mia. È mia. Può darsi che sia anche un riferimento ad Ebrei 4:12, che è stata scritta molti anni prima. Infatti in Ebrei 4:12 dice: infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalla medolla. Essa giudica i sentimenti ed i pensieri del cuore. In questo senso Gesù sta dicendo: io riesco a vedere in te non soltanto quello che fai, ma anche quello che senti e quello che pensi nel tuo cuore. So tutto di te. Allora colui che
sa tutto rispetto a ciascuno di noi, cosa dice della chiesa di Pergamo? Io potrei aggiungere cosa dice di noi, ciascuno di noi qui oggi. Come la valuta la chiesa di Pergamo? Come valuta noi? Mi tremo qualche volta. Vediamo le sue osservazioni. In versetto 13 e 15, ecco la sua valutazione, quello che osserva. Io so dove tu abiti, cioè là, dov'è il trono di Satana. Tuttavia, tu rimani fedele al mio nome e non hai rinnegato la fede in me, neppure al tempo in cui Antipa, il mio fedele testimone, fu uccisa fra voi, là dove Satana abita. Ma ho qualcosa contro di te. Hai alcuni che professano la dottrina di Balaam, il quale insegnava a Balak il modo di far cadere i figli di Israele, inducendoli a mangiare carni sacrificate agli idoli e a fornicare. Cioè, anche tu hai alcuni che professano similmente la dottrina dei Nicolaiti. Cosa dice? Cosa osserva? Lui dice, sei fedele e leale a me, anche se abiti in un posto molto difficile. Sei fedele e leale a me, anche se risiede là dov'è il trono di Satana. Sei fedele e leale a me, anche se domicilia là dove Satana regna e in controllo dell'andamento della città. Sei fedele e leale a me, anche se vivi dove potrebbe costarti la vita, in qualunque momento, qualunque giorno. Essere visto come fedele e leale non è una cosa da poco, anzi. Qui in Italia, in Friuli Venezia Giulia, alcuni di voi hanno subito una forma di persecuzione dalla parte della famiglia e dagli anziani, o dalla parte della famiglia e degli amici. Quando avete scelto di seguire Cristo, avete rotto con la Chiesa Cattolica di cui facevate parte. Vi do due esempi. Io ho visto questo con i miei occhi, con Elio, che è qui oggi, Elio Pontelli di Gemona, e con Vito. Io stavo, alla casa di Elio con la sua mamma, e eravamo seduti, lì davanti alla baracca in quel tempo, dopo il terremoto. Non c'era ancora Miriam nella sua vita, e lì mi ricordo benissimo quando la mamma, davanti alla zia e dei cugini e degli amici proprio lì, mio figlio ha rinnegato, proprio in questo tono di voce, rinnegato la nostra patria, non è degno di essere italiano, ha lasciato la nostra chiesa, non è più degno di essere italiano o di essere membro della nostra famiglia. Io l'ho sentito con i miei occhi, i miei orecchi, ho visto. Ed Elio l'ha preso, però è rimasto fedele e leale a Gesù Cristo, nonostante questa critica. Poi, con Vito. Stavo lì prima di conoscere, dopo che ho conosciuto, Giuliana, dopo che è nato Emanuele, piccolino, bambino. Stavo lì, nel corridoio, alla casa di Vito, quando la mamma dice, se tu non battesi il tuo figlio, non do nessun regalo alla. E Vito ha risposto, non mi compri con 30 cicli di argento. Non mi compri con 30 cicli di argento. Wow. Io l'ho visto. Di solito va rubato duramente. Però qualcuno di voi avete sofferto. Noi abbiamo altri a Trieste. Posso dirvi di un ragazzo che è anche venuto qui una volta in visita, di Iraq, è curdo, però di Iraq, convertito. Quando cominciava ad interessarsi nella fede, sua moglie l'ha lasciato l'Iraq, proprio ha preso in un paese musulmano, fortemente musulmano, e ha preso un avvocato, ha divorziato,
Tutta la città sapeva. Il papà è venuto a questo ragazzo e dice: senti, è meglio che tu prendi la tua roba, vendi tutto, vai via subito. Io sono il tuo padre, non ti ammazzo, però se non vai via subito qualcuno della famiglia ti ammazzerà. Lui deve scappare. Potrei raccontarvi una decina di esempi della nostra chiesa a Trieste. Persone che sono venute da paesi musulmani. C'è uno che, quando lui era in quei tempi era cattolico, però ha cercato di testimoniare ai musulmani, ai bambini. E un giorno sono arrivati i musulmani con macetti, con coltelli, con tutte altre cose. E lui deve proprio salire sul tetto e fuggire, saltare da un tetto ad un altro e fuggire. E per 5 anni non ha visto la famiglia. Adesso la famiglia da 3-4 mesi sono qui con loro, con lui. Però ha dovuto lasciare la moglie con i 3 figli. Per 5 anni. Proprio perché era cristiano. Torniamo, i progetti là. Allora, questi 2 esempi sono 2. Qui abbiamo tanti altri. Ma voi siete rimasti fedeli a Gesù. Gesù lo sa ed è pienamente consapevole della tua fedeltà a Lui. Ed Egli lo apprezza molto. Non è cosa di poco conto, anzi. Ma fino ad adesso nessuno qui è stato chiesto a dare la sua vita per Cristo. In altre zone del mondo capita spesso, in Cina, in India, Indonesia, Messico, Egitto, Iran, Iraq, Pakistan, Afghanistan ed altri paesi musulmani. Potrebbe succedere anche qui nel futuro, speriamo di no, ma Dio sa, potrebbe succedere anche qui, a Udine, a Trieste, Friuli. A Pergamo, Antipa è stata messa a morte per la sua fede. È interessante quello che Gesù chiama Antipa. Dice Antipa, il mio fedele, scritto qui testimone, però in greco, nella lingua originale, il mio fedele martus, da dove prendiamo martire. Stessa parola. Allora sembra che Gesù stia dicendo che essere il mio testimone può benissimo significare essere il mio martire. Martus, testimone. Poi osserva, tu sei perseverante. Voi membri della chiesa di Pergamo, voi siete o sei perseverante. Tu rimani fedele al mio nome. Non hai rinnegato la tua fede in me. Neppure al tempo in cui Antipa fu ucciso fra voi. È una cosa perseverare nella fede quando le cose vanno liscio, facile, e non ci sono grandi prove della nostra fede. È tutta un'altra cosa perseverare nella fede quando rischiamo la nostra pelle, la vita per la nostra fede, e quando altri credenti vicino a noi vengono messi a morte. È ben diverso. Questi credenti nella chiesa di Pergamo non erano soltanto fedeli e leali a Gesù, ma erano anche perseveranti nella loro fede, in mezzo alle dure persecuzioni. E vi garantisco, non è una cosa da poco. L'unico modo di poter restare fedeli a Gesù e perseverare nella nostra fede in mezzo alle persecuzioni è di nutrire costantemente e continuamente il nostro rapporto personale con Dio, con Gesù, leggendo la parola di Dio, meditando ogni giorno per sentire la sua voce e avere la sua guida nella nostra vita e comunicando con Lui continuamente in preghiera. Se non viene nutrita regolarmente il nostro rapporto personale con Dio, sarà molto difficile, se non impossibile, perseverare nella fede quando attorno a noi tutto diventa buio in mezzo alla persecuzione. Oggigiorno, lì in Ucraina, c'è una bella chiesa là,
Noi abbiamo una ragazza, 45 anni, 46 anni, la nostra chiesa a Trieste. E lei ovviamente sta pregando, però la sua famiglia è credente. Appartiene a una buona chiesa di là. Sono terrorizzati. Terrorizzati. Non si sa mai. Torniamo alla cosa. Ma Gesù descrive la chiesa a Pergamo come una chiesa non solo fedele a Lui, ma anche perseverante nella loro fede. Però c'era qualcosa nella chiesa di Pergamo che non andava, qualcosa che dava proprio fastidio a Gesù. E che cos'era? Il problema, versetto 14-15. Ma ho qualcosa contro di te. Cos'è? Hai alcuni che professano la dottrina di Balaam, il quale insegnava a Balak il modo di fare cadere i figli di Israele, inducendoli a mangiare carne sacrificata agli idoli e a fornicare. E così anche tu hai alcuni che professano similmente la dottrina dei Nicolaiti. Alcuni della chiesa di Pergamo seguivano la dottrina di Balaam. Balaam era un profeta nell'Antico Testamento. La sua storia si legge nel libro di Numeri, in capitolo 22 fino al 24. Non era un profeta ebraico, ma era un profeta di Dio. Sentiva la voce di Dio. E quando la nazione di Israele stava per passare il territorio di Moab, Balak, il re di Moab, ha mandato a chiamare il profeta Balaam per mandare o per maledire il popolo di Israele. E leggendo la sua storia si vede che veramente Balaam sentiva la voce di Dio. E all'inizio di questa storia ubbidiva alla sua voce, ma nel lungo andare si nota che c'era qualcosa nel cuore di Balaam che non andava. Egli si lasciava influenzare dai soldi, dalle ricchezze, dalle attrazioni di questo mondo, dalle amicizie non sane. Alla fine si compromette la sua ubbidienza a Dio. Balaam sapeva benissimo che Israele era il popolo eletto di Dio, eppure per amore di ricchezze, benessere, ha deciso di disubbidire a Dio, a dare consigli a Balak, che indurrebbe e porterebbe il popolo di Israele a peccare. Apparentemente c'erano alcuni nella chiesa di Pergamo che per proteggersi o per arricchirsi o per garantirsi tranquillità e per evitare sofferenza erano disposti a compromettere la loro fede e forse anche indurre altri credenti nella chiesa là a fare la stessa cosa. Vedi? Forse erano disposti a dire che Cesare era il Signore, che Cesare era Dio. Per loro era solo parole, ma nel loro cuore non lo credevano. Secondo il loro modo di pensare, cosa era meglio? Essere messo a morte perché rifiutavano a dire pubblicamente che Cesare è il Signore? O invece di dirlo pubblicamente, salvando la vita, salvando la pelle, ma di non credere nel cuore? Cioè, basta fare una piccola compromessa per salvare la vita e continuare a vivere, a frequentare la chiesa di Pergamo. E così seguivano la dottrina di Balaam, compromesse. Basta fare una piccola compromessa per salvare la vita, per stare bene. La dottrina di Balaam è insidiosa, pericolosissima. Potrebbe invitare anche noi, se la società dovesse rendere difficile per noi predicare e comunicare la verità trovate nelle scritture. Già, noi stiamo vedendo già piccole cose nella società di America e anche qui. Sta arrivando anche qui. Per esempio, se la società italiana, il governo, dovesse dire che è un reato
un reato dire che praticare l'omosessualità è peccato o una provvigione. E chi lo dice pagherà una condanna di 5 anni in prigione. Allora cosa faresti? Tu predicatore, cosa faresti? Taci o dici la verità, le scritture? Alcuni della chiesa di Pergamo seguivano la dottrina di Nicolaiti. Con ogni probabilità questa dottrina veniva dalla parola greca Nicolà o Nicola, che significava lasciarsi mangiare. Questo insegnamento abusava della grazia cristiana per dare licenza a mangiare, a bere, a fare qualunque altra cosa che la carne umana voleva fare. Ogni carne vale. Carne vale. Secondo quelli che praticavano questa dottrina, la grazia di Dio abbondava su ogni peccato. Allora loro si davano al peccato, pensavano, peccheremo perché non siamo sotto la legge, ma sotto la grazia. E la grazia di Dio è sovrabbondante. Allora quelli che seguivano la dottrina di Nicolaiti vivevano una vita di eccessi, di feste e spesso di immoralità. Penso che se abbiamo qualche brasiliano qui, andare lì in Brasile, diciamo durante il carnevale, si vede cose del genere. Pecchiamo per un momento, poi Dio è molto grazioso. Pensavano che Dio nella sua grande misericordia e grazia avrebbe perdonato. Secondo loro Dio era un Dio di amore, non di giudizio. Non li avrebbe mai giudicato. Apparentemente questi cosiddetti credenti di Pergamo non avevano letto ancora Apocalisse capitolo 2 e 3. Forse per quel motivo Gesù l'ha scritto. Purtroppo esiste ancora nella Chiesa questa dottrina insidiosa e pericolosissima. Dio è un Dio di grazia, ma anche è un Dio santo, anzi santissimo, e non tollera peccato nella vita dei suoi figli. Ascoltiamo Ebrei 12:25. Badate di non rifiutare di ascoltare colui che parla, perché se non scamparono quelli che quando rifiutavano di ascoltare colui che promulgava oracoli sulla terra, molto meno scamperemo noi se voltiamo le spalle a colui che parla dal cielo. Poi 1 Pietro 4:17. Infatti è giunto il tempo in cui il giudizio deve cominciare dove? Dalla casa di Dio. E se comincia prima da noi, quale sarà la fine? Di quelli che non ubbidiscono al Vangelo di Dio? Se questi problemi seri esistevano nella chiesa di Pergamo, allora cos'era il rimedio? Cos'era la soluzione al problema? Versetto 16 dice, ravvediti dunque, altrimenti fra poco verrò da te e combatterò contro di loro, queste persone, nella Chiesa, con la spada della mia bocca. Ravvedimento cos'è? Dalla lingua greca, metaneo, significa cambiare la mia mente. O meglio, cambiare il mio modo di pensare, il mio modo di ragionare. E cambiare ovviamente il mio comportamento. Come possiamo illustrare il ravvedimento nella vita di qualcuno? Ravvedimento significa cambiare. Parola chiave, cambiare. La mia direzione. Non più via da Dio, ma con Dio. Mano in mano, seguendolo. Ravvedimento significa cambiare anche il mio stile di vita, rimuovendo e togliendo certe cose dalla mia vita, peccati, qualunque cosa che faccio che non va bene, e aggiungendo altre cose alla mia vita, come leggere la Bibbia,
pregare, comunicare con Dio, pregare nella Chiesa. Però ravvedimento significa cambiare anche qualcos'altro. Questa qui forse è la chiave. Significa cambiare il mio governo. Qualcuno mi dice, ma Davide, vuol dire che non posso essere più italiano, o americano, o svizzero, o sloveno? No, quello è il tuo, Davide, questa è il tuo, quella è la tua cultura. Tu sarai sempre americano, o italiano, o svizzero. Cambiare il tuo governo. Prima chi governava la tua vita? Sei stato tu? Sono stato io, direi. Ma adesso ravvedermi significa che devo dare il diritto di governare la mia vita a Gesù, che Lui diventa il mio governatore, Lui diventa il mio Re Supremo, il mio Dio che comanda tutto. Altrimenti non è il mio Signore. Cambiare il governo, lasciare Dio governarci. Cosa significava per la Chiesa di Pergamo di ravvedersi? Cosa significava per la Chiesa di Udine? Questo qui, cosa significherebbe per te e per me personalmente ravvederci? Se Dio dovesse farci una visita oggi e mettere il suo dito su qualche piaga nella nostra Chiesa qui, cosa significherebbe per la Chiesa di Udine di ravvedersi? Se Dio dovesse farci una visita oggi e mettere il suo dito su qualche piaga nella tua vita o nella mia vita, cosa significherebbe per te, per me, personalmente, di ravvederci? Ma se i credenti della Chiesa di Pergamo ignorassero l'appello di Gesù e scegliessero di non ravvedersi, cosa sarebbe stato il significato per loro? Se noi dovessimo ignorare il suo appello e non ravvederci, cosa significherebbe per noi? Quella più vicino a casa, vero? Gesù lo dice chiaramente, chiaro e tondo, in versetto 16, esprimendosi con un avvertimento spaventoso. Questo è, ecco, l'avvertimento. Ravvediti dunque, altrimenti, fra poco verrò da te, combatterò contro di loro con la spada della mia bocca. Se la Chiesa di Pergamo non dovesse ravvedersi, allora Gesù promette che alla Chiesa che egli stesso verrebbe personalmente alla Chiesa e combatterebbe con la spada della sua bocca contro quelle persone nella Chiesa che non si sono ravvedute e li giudicherebbe severamente con una punizione adatta al loro peccato. Dai. Che tipo di giudizio potrebbe essere? Il testo qui non ci dice, ma se dovessimo guardare ad altri esempi del Nuovo Testamento, come il Signore ha giudicato i credenti in certe chiese, potremmo crearci e formarci un'idea di che tipo di giudizio potrebbe essere. Per esempio, in Atti 1, 5:1-5 dice, ma un uomo di nome Anania, con Safira sua moglie, vendette una proprietà. Bene. Poi tiene per sé parte del prezzo, essendone consapevole anche la moglie, e un'altra parte invece la consegnò, però dicendo probabilmente, ecco tutto quello che ha ricavato, deponendola ai piedi degli apostoli. Ma Pietro disse, Anania, perché Satana ha così riempito il tuo cuore da farti mentire allo Spirito Santo e trattenere parte del prezzo del podere? Se questo non si vendeva, non restava tuo. E una volta venduto e ricavato non era a tua disposizione? Perché ti sei messo in cuore queste cose? Tu non hai mentito agli uomini ma a Dio. E poi? Anania, udendo queste cose, cade e spirò, crepe, morì. E un gran timore preso tutti quelli che udirono queste cose. Ma non è solo questo esempio. In 1 Corinzi 11, quando leggiamo della Santa Cena,
Poiché ogni volta che mangiate questo pane, bevete da questo calice, voi state annunciando la morte del Signore finché ne venga. Bene? Perciò, chiunque mangerà il pane e berrà dal calice del Signore indegnamente sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Ora ciascuno esamina se stessi e così mangia del pane e beve del calice, perché chi mangia e beve un giudizio contro se stesso, se non discerne il corpo del Signore. E per questo motivo, dice lui, per questo motivo, fra voi, nella chiesa di Corinto, molti fra voi sono infermi e malati, come giudizio, e parecchi muoiono. Questo è il giudizio. Ora se esaminassimo noi stessi, non saremo giudicati, ma quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore per non essere condannati con il mondo. Poi abbiamo anche Ebrei 12, 25, dice: badate di non rifiutare di ascoltare colui che parla, perché se non scamparono quelli che rifiutavano di ascoltare colui che promulgava oracoli sulla terra, molto meno scamperemo noi se voltiamo le spalle a colui che parla dal cielo. Una cosa è certa, non vogliamo, vi garantisco, non vogliamo avere Gesù combattere contro di noi in giudizio. Ma c'è anche una promessa. In versetto 17 dice: chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alla Chiesa. A chi vince io darò della manna nascosta una pietruzza bianca, sulla quale è scritto un nome nuovo che nessuno conosce se non colui che lo riceve. Riceve qualcosa speciale da Gesù. Tu avrai un nome nuovo che Gesù ti dà, scritto su quella pietra bianca, e solo lui e tu sapete. La lettera alla chiesa di Pergamo però attuale anche per noi, vale anche per noi, perché anche nella nostra chiesa ci sono delle imperfezioni. Non c'è una chiesa che ho mai conosciuto era perfetta. Ci sono delle lacune, imperfezioni di cui Gesù vuole correggerci, e lui parla alla chiesa di Pergamo, parla anche a noi per mezzo della chiesa di questa lettera. Possa Dio benedire la sua parola e mettere in pratica la nostra vita. Grazie. Grazie a Davide che ha parlato da parte del Signore. È il Signore che ci ha parlato stamattina, che ci parla sempre attraverso la sua parola, e che è un grande privilegio e anche una grande responsabilità, come abbiamo visto, non ascoltare la voce di colui che ci parla. Nella sua parola troviamo tutto il necessario per fare il buon combattimento della fede e per compiere questo percorso di santificazione a cui ognuno di noi, come individualmente, come Chiesa, dobbiamo compiere. Ma sappiamo che, come abbiamo letto nel Salmo di prima, il Signore è sempre accanto a noi, il Signore combatte per noi quando noi lo ascoltiamo e quando facciamo ciò che a Lui gli piace, onorandolo con la preghiera, con la fede, con l'adorazione e con l'ubbidienza soprattutto.
Adesso volevo fare un canto, con questo canto salutiamo i nostri amici a casa, quelli che ci stanno seguendo online, e con l'invito di tornare a seguirci o personalmente, se lo volete. Siete i benvenuti se volete venire in mezzo a noi qui a lodare il Signore, anche se avete delle domande, ci sono dei numeri di telefono o un'email che compare sul video, quindi potete chiamarci, potete contattarci, potete venire qui, siete sempre benvenuti. Che il Signore vi benedica, buona domenica a tutti e vi salutiamo con questo canto. Nessuno è come te.